Per farvi capire quanto sia bello questo percorso, vi dico solo che sullo Schenone ci siamo saliti ben 3 volte. Ve lo dico subito, nella prima non siamo stati fortunati. Allora, ieri su Amanti della Montagna abbiamo visto video meravigliosi in vetta con il sole sotto un mare di nuvole. Ecco qua, ragazzi, Arde povera, non si vede niente. La seconda è andata un pochino meglio. Bene, Monte Schenone è raggiunto a 1950 metri, non cambiano i giacchettini perché l'altra volta li abbiamo messi su, faceva un freddo becco, oggi diciamo che fa tentativo è andato meglio. Qualche grado in meno, ma non di molto. Ma il forte vento non mi ha permesso di far volare il drone ed era un vero peccato rinunciare alle riprese aeree. Il terzo tentativo l'ho fatto con Aquila Bianca che ha portato fortuna permettendomi di chiudere il cerchio. Iniziamo dal principio. Scusate, c'era una vespa. Allora, eravamo qua e siamo tornati qua per rifare il Monte Schenone l'ultima volta e non siamo stati fortunati perché c'erano le nuvole basse e quindi non si è visto nulla. Anche Oggi invece... Peggio dell'altra volta. Noi ci riproviamo perché sappiamo benissimo che la montagna regala sempre grandi sorprese nel bene e nel male. Proviamo a rifare questo sentiero perché ci era piaciuto veramente tanto, molto panoramico. Ci eravamo impegnati di ritornare e rifarlo. Noi ci proviamo, via si parte. La via più breve per raggiungere la cima è partire da Malgapocetta, a cui si accede partendo dalla località di Pietra Tagliata, ma prima bisogna arrivarci. Allora, stradina decisamente impervia e stretta per raggiungere il punto di partenza del sentiero e se si incrocia una macchina qualche problemino c'è perché lo spazio è veramente poco. Speriamo di non incontrare nessuno, no? Respira, Sì, respira. Queste situazioni qua, se potessi schiocchiare le dita e essere già su. Mi sta partorendo, Il sentiero si sviluppa lungo i versanti settentrionali dello Iof di Donia e del Monte Schenone. A pochi minuti dalla partenza, subito la prima sosta. Allora, dopo pochi minuti di cammino arriviamo subito a ricovero Ieluz, ma Crino, non c'è il lupo dentro. Il ricovero è ben tenuto, abbiamo un tavolo con panche, una bellissima stufa a legna, tanta legna, però per dormire c'è una scala e una botola, la botola però è chiusa e vicino ci sono 2 reti senza materasso. In compenso c'è un bellissimo televisore. Noi abbiamo scelto di non fare il giro d'anello, ma usufruire solamente del sentiero 601 in andata e ritorno. Volendo si può optare per un percorso più lungo inserendo il 602 con traccia approssimativa perché nascosta dall'erba alta. Per raggiungere la vetta ci si impiega all'incirca 2 ore, soste escluse, percorrendo 8 km e un dislivello di 600 metri. Alcuni passaggi sono un po' esposti, da tenere in considerazione per chi soffre di vertigini. Hola! C'è una birra fresca qua o no? Le ben bevute. Buona vetta. Giuliano. Ciao. Piacere, buona vetta.
calling me, like the rainbow, it's calling me, like the rainbow, the rainbow. Bene, Montes che non è raggiunto, ma il giacchettino non cambia perché siamo più fortunati dell'altra volta, decisamente più fortunati, ma tantissime nuvole e tempo pessimo. D'altronde ultimamente in Friuli siamo abituati a questo tempaccio qua. Abituati no, purtroppo Sono state settimane terribili. Allora, noi come sempre lasciamo il sassolino del sorriso, questo qua come sempre l'ha fatto la signora, questa volta lo lascia direttamente lei, il giochino è sempre lo stesso, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Basta? direi di Basta. It's calling me, like the rainbow, it's calling me. Alla fine, come sempre, tappa fissa, amalga pochette. Dimmi tutto. Dimmi quanto sono buoni questi gnocchetti. Buonissimi. Venite a Malga Poccella. Troverete dei gnocchi di ricotta fantastici. No, sono veramente buoni. Sono buonissimi, Cavoli, veramente. altro che. Devo far vedere. No. Dove abbiamo mangiato benissimo. Ora, come sempre, dati tecnici su cartina tabacco. Grazie mille per essere arrivati fino a qui. Iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima.